Siamo molto lieti di aver potuto partecipare in modo importante alla realizzazione della mostra sul restauro prima e dell'esposizione del crocefisso di Cividale, un momento di grande opportunità sia per la qualità della mostra ma soprattutto, come ha detto anche il curatore Mor, perché in realtà qui si potranno vedere tutte sostanzialmente le grandi opere lignee del periodo del 200 al 400 che esistono sul territorio, rimaste, come dire, sopravvissute del Patriarcato di Aquileia. Quindi questa riflessione, che è una vera riflessione culturale, non solamente artistico-espositiva, ci permette di entrare proprio dentro a quello che è il contributo anche popolare a quel periodo, che era il periodo in cui sostanzialmente si affiancavano rispetto all'epoca antica di palazzi civili anche questo arricchimento nelle chiese di quest'arte, che è un'arte di grande valore ma che comunque ha una sua popolarità anche artigianale, è totalmente riscoperta con questa grande qualità di restauro del crocefisso, che è un'opera monumentale, insomma, ricordiamo, e quindi insomma, siamo particolarmente lieti. Ancora più lieti vedendo la sinergia che si è creata fra le risorse di questa regione, quelle private, quelle pubbliche, dove tutte le istituzioni, le banche, le fondazioni hanno partecipato, diciamo, assieme in rete a questo evento, e quindi dando anche ulteriore gamba, insomma, in qualche modo a una prospettiva di futura collaborazione che possa continuare a raggiungere l'eccellenza dal punto di vista, diciamo, dei beni culturali e della notorietà che questa regione ha diritto di trovare nel nostro paese e sui paesi contermini. La mostra, che attraverso il simbolo del crocefisso, a partire dal crocefisso di Cividale, ricorda la grande tradizione del Patriarcato di Aquileia, che è tra l'altro la base, la radice, la storia, la cultura che permea l'intera regione Friuli-Venezia Giulia, ne definisce la sua identità culturale, storica e direi anche uno dei motivi fondanti della specialità. Oggi, proprio nella giornata di Sant'Ermacora e Fortunato, che rappresenta e che significa anche con il patrono della nostra regione, e che tra l'altro onoreremo stasera nel centro importante che è la Basilica di Aquileia, simbolo proprio della grande tradizione del Patriarcato.